Vieni Gianni. Gianni, dove sei? Gianni! Gianni, Camani! No, lui corre sempre, lo sai che corre sempre. Lui corre sempre, fa le maratone, capirai? Fa le maratone, maratoneta. Che stai facendo? Buonasera. Ci senti quando parli? Si sente, sì. Prova a dire. Prova 1, 1, 2, 3, energia, ritmo e movimento. No, sì. si sente, Prova a dire ciao. Ciao Cipollino, va bene, ok, va bene, d'accordo. Allora, Per lui che Cipollino. cosa fa lei, scusi? il mago. Faccia una vagheria a lui. Signor Boldi, Sì. io ora le devo dare delle palline e lei le dovrebbe controllare. Dalle palline? Controlli, sono palline. già che ci siete, controllate Con pure voi l'emozione è queste già palline, saltata via per la favore. pallina, va bene, insomma. Vai. Dopodiché rimettetele sul tavolo. Sì, qua? Dico, signor Boldi, me ne puoi indicare una delle tre, la 1, la 2 o la 3? La 2. La 2, apre la mano così, Sì. prende la pallina, la chiude in mano. Non è che mi fai sparire una pallina, No, non si preoccupi, per no. favore. Chiuda. Ecco. Apra quest'altra mano. Quest'altra Il giochino mano. è semplice, una lei, Una lei. io. Io non faccio altro che lanciargliela e lei la deve prendere con la mano libera. Con la mano libera? 1, 2, 3. Tac. Dove se ne ita? Apre la mano piano piano. Ma grande signor Boldi, grande. Però signor C'è Boldi, il trucco c'era. Com'è? Vai, con 2 è facile. è facile. Me lo vorrebbe fare lei? Guarda che ti apre la posso mano mettere così. due palline Così. Chiuda. E mi apre l'altra per favore. Allora, pallina lui, pallina Sì. io, ora gli lancio 1, 2, 3. 3. Sì. Ora faccio questo movimento magico che non serve a nulla, però lo fanno i maghi, Sì, quindi lo vabbè. faccio anche io. Puoi aprire qua? Sono 3 tre. palline! Perfetto. Complimenti. Lo vorrei fare però con le mie mani, lo voglio fare con le mie mani. Fallo con ovvero, le sue mani, fallo con le sue mani. prendo una e metto in mano, prendo questa qua e la metto in tasca, però qua ne ho sempre 3. E continuo pallina a mano e pallina nella tasca. Sì. Mi segue perché qua ne ho sempre 3, ma adesso pallina mano, pallina tasca. Sì. Signor Boldi, già gliel'ho fatto 2 volte, quante palline ho qua? Perché non ero 2. No. Si chiama il Villani, è Giuseppe Vedete come ci Villani. sparire le palline perché... Villani. Io avrei portato un altro giochino. Guarda questa cosa qui Gianni, guarda questo giochino, dai. un veloce, Fai un veloce. giochino a Gianni, fai un giochino a Gianni. Vieni Giorgio. Questo qua è il gioco del vampiro. Voi lo sapete chi è il vampiro? Sì? Come no? Il famoso conte Giacula, colui il quale Giacula. colui il quale si nutre di sangue. Noi lavoriamo con delle carte, quindi dobbiamo lavorare di immaginazione e pensare che l'1, il 2 e il 3 siano 3 vittime e questo è il vampiro. Questo ha fatto Napola, questo qui. Mettiamo il vampiro sopra il 3 di quadri. Avete notato il colore delle vittime? È rosso come il sangue. Il vampiro che fa? Si succhia il sangue. Ed effettivamente prima vittima, seconda vittima, vampiro, e la prima vittima è andata. E la mettiamo qui sul tavolo. Abbiamo altre 2 vittime, abbiamo l'asso, abbiamo il 2 e il nostro vampiro. Mettiamo il vampiro sopra il 2 di quadri ed effettivamente anche la seconda vittima è andata. E la rimettiamo sul tavolo. Abbiamo l'ultima vittima, la più difficile, l'asso di quadri. Sì, okay. Vampiro sopra l'asso di quadri. Ed effettivamente anche la terza è andata. Ma, signori, i vampiri esistono o no? Siamo nel 2007, i vampiri non esistono. Bravo, è bravo. Bravo! Bisogna dire bravo! Bravo! Non bisogna dire nient'altro! Portatelo alle Bahamas! No, me lo porta alle Bahamas! Bravo e bello. Pensa che in Natale io poi sono abituato a dire Natale, invece il matrimonio alle Bahamas, noi abbiamo anche un mago. Ah, sì, chi è? È Solange. Ah, Solange! Che legge la mano, leggimi la mano, avanti. Che c'è da... Guardi, le faccio un'altra invece. Leggi la mano, Pippo. Che cosa? No, che cosa c'ha? Guardi, con 4 carte potrebbe sembrare facile, uno dice... Vabbè. Veloci che abbiamo le chitarre pronte. Perfetto, allora lo faccio in Poi c'è velocità. Gianni che deve fare. Oh, questa è la giornata che di Gianni, con tutto il suo nuovo disco, grazie a tutti. Vai. Giorgia, posso approfittare della sua gentilezza? Certo. Allora, questo qua è il mazzo di carte. Lei mi dovrebbe dire stop quando vuole e selezionare una carta. Vai. Allora, andiamo, mi dica stop. Ah no, No, ma io. No, no, Mi dica stop. Stop. All'8 di cuori. 8 di cuori. Ha visto carte bianche tutte bianche? No. Eppure guardi, una carta bianca tutta bianca c'era, ma uno dice vabbè, è rimasta, era la seconda, è stato bravo. Però guardi, abbiamo giocato con tante carte bianche, tutte meno che l'8 di cuori, che però le devo dire una cosa, che anche l'8 di cuori No. è una carta bianca e noi abbiamo lavorato con un mazzo di carte. come si tutte chiama? Come si chiama il mago? Giuseppe Villani. Ah, come Carmen! Ci vediamo dopo. Un applausone a Giorgia. Grazie Pippo.